Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi festeggiamo questo importantissimo traguardo, 100.000 iscritti su questo canale. Grazie a tutti voi che ogni mattina aprite i video di Matto Scacco, li guardate, commentate, a volte mettete quei commenti che vi fanno spisciare sotto dalle risate. Probabilmente vi aspettavate un super mega video realizzato ad hoc, ma è stato un traguardo così veloce che non abbiamo fatto neanche in tempo ad organizzarci. Quindi il prossimo traguardo, che sarà 1 milione, lì faremo un super mega video. No, veramente grazie, grazie, e parlo a nome di tutti i membri del team. Bene, oggi per andare a divertirci un pochettino giocheremo a 3 minuti. Giocheremo a 3 minuti cercando di arrivare a 1.700, quindi faremo il Road to a 3 minuti in modo cattivo, in modo molto cattivo, velocissimi, 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 perché dovete sapere che io non sono bravo col tempo. Non so se avete capito, non so se per caso avete capito. Attenzione, 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 qui c'è qualcuno che mi vuole fregare. Qui c'è qualcuno che mi vuole fregare. Te lo dico io come va a finire. Perché non ho preso al varco? Bah, misteri. Misteri della fede, diceva qualcuno. È mo sto cavallo che io lo toglio più da lì. Spingi, ti prego, spingi. 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 Niente. Non ha voluto spingere, almeno è un po' meno sorretto ora questo cavallo. È un po' meno sorretto e adesso se ne va al diavolo. Bene, bene. Si vede un sorriso sul mio volto dopo questa mossa. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. Non so se avete mai visto, ragazzi, il video ufficiale di Mi ritorni in mente di Battisti, una tamarrata pazzesca, con le mani davanti alla telecamera. Allora, secondo voi fare due pedoni uniti è una buona cosa? Secondo me sì. Secondo me sì. Due pedoni uniti così sono molto forti. Credo che sia una buona cosa, onestamente. Sì, credo di sì. Credo di sì, però non ne ho la certezza. Tac, spingi, arco Giuda. Catturi, cattura, alfiere qui, stack, spingo qui, va bene, meglio questa variante, mi piace ancora di più. Questa è giusta. Questa è giusta. Azzarola. Hai capito cosa si celava dietro? Non so se hai capito cosa si celava dietro ad una semplice mossa apparentemente innocua. Apparentemente innocua si celava dietro il male più totale. Bravo, bravo, grazie per avermi restituito il favore. Ne terrò conto, giuro che ne terrò conto nella prossima sessione d'esame. E ora niente, torre qui, facciamo così, tu catturerai qui, io catturerò qui, niente, niente, ancora più. Bene, bene, bravo, bravo, mi piace quando fai queste mosse, mi piace tanto. Su re qui, andiamo qua. Questa potrebbe essere fastidiosa in effetti, però penso che facciamo così. Niente, difendiamo la quinta traversa. Devo dire che il mio avversario mi ha graziato perché questa partita era palesemente persa. Questa
prima di fare questa devo avvicinarmi parecchio col mio re. Devo avvicinarmi parecchio col mio re, poi posso fare questa. Però voglio avvicinarmi come si deve. Ok. Ah sì? C'era questa possibilità remota? I'm confused, I'm very confused. Spingi, spingo. Tac. Vieni giù con la torre. Così. Torre qui, torre qui. Bene, 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 bene. Sono d'accordo con questa vittoria, sono d'accordo. Messicano, questa apertura è un sistema Londra. Questo è un sistema Londra. E adesso sconfiggeremo e annienteremo il sistema Londra. Bella vacca, che mega attacco che mi stai facendo. Remove a caso. Non voglio spendere neanche un secondo, ragazzi, neanche un secondo. Neanche un secondo. Neanche un secondo, ragazzi, neanche un secondo. Attenzione che si indebolisce. Tac tac, facciamolo prima che lo faccia lui. Bella lì. Bella lì. Potresti anche abbandonare. Se hai una vera dignità. Sì, uomo. Ok, questo gli piacciono queste mosse un po' particolari. Tac, spinge il pedone. Non c'è niente di incredibile qui su questa. Cavallo lì. Un po' paura di questa spinta, però sento che la devo fare. Su cavallo qui, che ti gioco? Non lo so. Va bene, mi piace più questa. Va bene, ti lascio prendere il pedone, te lo lascio prendere, ma c'hai un cavallo praticamente in trappola e c'ho questa, che mi piace tantissimo. Dai, dai, forza e coraggio, forza e coraggio. Ok, il mio avversario non abbandona, è duro come la... duro a morire veramente. Potevo andare qui con la torre, perché non l'ho fatto? Perché I'm Pearl, I'm very 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 Pearl. But lo faccio now and problem is don't tease
Dai, hai i pezzi tutti passivi, quindi direi che è il momento, è il momento, amico mio, di dire ciao, è stato bello. Ok, via, 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 carichi a bomba. Posso giocare col bianco o giocherò sempre col nero per il resto dei miei anni? Sempre col nero. Un altro sistema a Londra, attenzione ragazzi, un altro sistema a Londra, eccolo qua. La coppia spiaccicata della partita di prima, con la differenza che ha giocato H3. Non è buona come mossa H3, per niente. Cattura qui, perde un pezzo, quindi sì, è giusto. Premove. Guadagniamo un po' di secondi preziosi, ragazzi. Ok, adesso bisogna giocare così, no, così perdo. Così. Questa è giusta. Tanto qui c'è il mio amico Chopin, ragazzi, guardate che mattone, va bene. Non perdiamo tempo, che è meglio, Christian. Non perdiamo time. Mi manca l'altro cavallo. Sento che mi manca proprio il cavallo. Il fiere lo facciamo uscire qui, va? E questo cavallo lo facciamo uscire qui, così il tuo cavallo rimane alla difesa di questo. Sarai costretto ad indebolirti con F3. Ok, adesso posso spingere qui. Sì, credo che posso farlo. E ti catturo qua. Tac, tac. Buona position, buona position. Catturi qui, catturo qui, catturi qui, cazzarola. E va bene, dovremmo giocarcela così. Dovremmo giocarcela così. Così. Catturo così, apro la torre di bestia. Se cattura così mi fa un favore, catturo con la donna probabilmente. Nessuna delle due. Nessuna delle due. Adesso spingo. Ok, guadagno un po' di spazio, lui c'ha questa controspinta qui, però adesso io spingo in questo modo. Ok, su torre qui spingo quest'altro pedone e ho abbastanza una buona posizione. Posso anche uscire ora con... Posso anche uscire con la mia torre. Facciamo... Ok, premove di pedone. Adesso porterò l'altra torre in gioco. Va bene, lui raddoppia le torri, non mi fa molta paura onestamente. Sì, può entrare in settima, però tanta paura non ce l'ho onestamente, se devo essere onesto.
Questa qui lui può spingere. Sai cosa ti dico? Vaffanbagno. La faccio. Non avrei dovuto farla, ma la faccio. Vaffanbagno. Donna qui, lui c'ha un pedone in più, attenzione ai secondi, attenzione ai secondi. Ehm, questa me la devo giocare bene, eh. No, che pirla, che pirla, che pirla. Dai, non ci posso credere. Vabbè, meno male, va. Che storie, ragazzi, storie di tutti i giorni. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Grandi Pooh, un giorno in più che passerà. Na 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 na. Attenzione, siamo contro Staunton che ha fatto ragazzi, connessione lenta. Attenzione, giuro che se perdo per la connessione potrei spaccare il mondo, te lo dico, te lo dico. Questo qui, che gioco vuoi fare? Un gioco perdente, io credo, perché non ti porterà da nessuna parte. Ok, sono d'accordo su questa mossa. Mm-mm. Ok, si è ripresa, la mia connessione si è ripresa per fortuna. Olè. Si cambia tutto, ragazzi. No, questa è una cazzata, che se lui va in E7 va bene, in realtà va bene, in realtà va benissimo, adesso va bene così. E oh vabbè, mica potrò sbagliare sempre io, no? Vabbè, ti cambio la torre. Ah, hai capito cosa vuoi farti? Ti vuoi fare un pedone passato? Beh, avresti anche le tue ragioni, eh. Devo dire che avresti anche le tue ragioni. Avresti anche le tue ragioni, per farti il pedone passato, solo che c'è qualcosa che non mi convince al 100%. Cazzarola, il pedone passato, quel famosissimo e simpaticissimo pedone passato. E questa finisce patta, eh. Questa finisce patta.
Questa è tremenda. Attenzione, si capovolge la situazione. Pedone passato da parte mia. Ok, ok, amigos. Bene. No. Aggiramento, aggiramento, aggiramento. Attenzione, ragazzi. L'aggiramento è una tecnica importantissima per vincere i finali di re pedone. Sì. Potevo spingere semplicemente. Non l'ho fatto, perché non l'ho fatto? Ok. Andiamo. No. Finale buttato. Finale buttato. Finale buttato proprio. Vabbè dai, pareggiamola. Speriamo il prima possibile. Speriamo il prima possibile di pareggiarla. Cazzarola, no dai, questo mi ha fregato. Beh, ha fregato, sono stato un pirla io col finale. Sono stato un pirla io col finale. Pensa a te, pensa a te, pensa a te, Waitsman. Waitsman. E ti pareva che quando gioco col bianco. Ti pareva che quando gioco col bianco succedono le peggiori cose al mondo. Va bene. Va bene, metti la donna in B6. Non hai messo la donna in B6, sei pazzo? Tu sei veramente un fuori di testa, tu sei uno sconsiderato. Eh, eh, e mo? Mo... E mo succedono queste cose qui. Arrocca che perdi un pezzo, arrocca subito, beh lo perdi adesso. Così, così. E poi facciamo questa. E poi questa. E poi andiamo in D3. Ragazzuoli, ragazzuoli. Qui adesso alfiere D6 vuole attaccare qua. Non hai capito cosa vuole combinare questo Farabut. Questo Farabut. E vuole mettere l'alfiere così, no? Perché lui dice io sono un figo, io posso farlo, tu non lo puoi fare. Appena togli questo, ti becchi questo. Sappilo. Ah, hai tolto il re apposta. Allora sei un forte giocatore. Peccato che ora ti cambio l'alfiere e non puoi più fare nulla di tutto ciò che avevi in mente di fare. Hai capito? Hai capito? Ah sì? Che cacchio c'è qua? Secondo me è impazzito. Secondo me è impazzito l'amico qua. Su questa noi ce ne andiamo qui. E buonanotte a tutti.
Mamma mia, cioè, mi piace la tenacia che hai, veramente. È una dote che mi piacerebbe avere. Bravo, bravo. Riesci a rompermi le balle anche con un pezzo in gioco. Bene, bene, bravo, congratulazioni. Congratulation, bravissimo, bravissimo. Mm, 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 mm. Ammetto che sei veramente bravo in questo, però la prossima c'è questa. Oh, donna lì. Va bene, dai, dai che si va, si va, si va. Empty Robot on the box, on the box. Va bene. Me la fai fare, me la fai fare. E te ne pentirai tantissimo. Ah sì? Così in modo... C'era questa, vabbè. Va bene. Sai che potrei arroccare lungo? Anzi no, faccio questa. Su questa c'è la presa en passant e arrocco corto. Che grande potenza di fuoco! Che grande potenza di fuoco! Mamma mia, mamma mia. Bisogna capire ora come portarsela a casa. Va bene, grande potenza di fuoco, ma bisogna portarsela a casa questa partita, no? 3 attaccanti su questo punto bellissimo. Non può spingere perché c'è l'inchiodatura qui. E c'è anche questa la prossima. Subito questa. Questa è carina. Attenzione, devo stare solamente attento, ragazzi. Devo stare attento a scacchi, questo alfiere è sospeso, devo stare solo attento a ste robe qua. Devo stare attento a ste robe qua. Per il resto va tutto bene. Esatto. Esatto. Donna qui. Però ho qualche scacco di scoperta che mi dà belle soddisfazioni. Scacco qui come lo vedi? Io lo vedo bene e te lo faccio. E te lo faccio. Scacco, cambio le torri. Non ho visto grande a fondo, però sembra essere buona. Sembra essere buona. Se fa una roba di questo tipo, catturo qui. Ok. Sì, sono andato a pari di materiale, ma forse potevo giocarmela meglio. Torre qui com'è? Torre qui com'è? Boh. Facciamola, ragazzi, tanto ormai più cattiva di così la partita non può essere. È cattivissima questa. Se vinco questa basta, mi fermo, perché sono troppo felice. I'm troppo happy. Vabbè, sì, è andata. Bene, bene, questa è bella. Questa l'analizzerei perché mi è piaciuta. Mi è piaciuta abbastanza. Non divento premium con questo account. Già c'ho un abbonamento, ne vuoi un altro?
Qui avevo donna G5, mi dice. Donna G5. Ok. Ok. Bene. Alfiere F2 subito. O donna H4. Ok, cavallo F2. Alfiere F7. Addirittura alfiere F7. Basta, ho perso tutto alfiere F7. Pensa a te. Su questa, cavallo H3, l'ho vista, l'ho vista. Ok, torre F1, alfiere D6 in realtà mi diceva. Oddio, sono buone. No, alfiere torre F8 alla fine, migliore torre F8. Cattura, torre F3, ottimo, ho visto anche questa. Ok, bene, 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 sono felice ragazzi. Bene, grandi ancora per questo traguardo e ci vediamo prestissimo. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!